Vediamo le formazioni: Sant'Antioco di Mileddu in campo con Cocco, Mameli, Marongiu, Pirosu, Lai, Sini, Cocco, Sinzu, Mileddu, Meloni e Cruccu. Il primo Cocco è Federico, ovviamente il portiere, l'altro con la maglia numero 7 è Andrea Cocco. Risponde la squadra di Valluzzi, vale a dire il Sublanu, con Palumbo, poi Federico Serra, Pillola, Melis, Pisano, Granizio, Mauro Corona, Usai, Riccardo Valluzzi e Valdes. Abbiamo nominato due Mauro Corona, non abbiamo fatto un errore, ma sono in campo entrambi, il primo con la maglia numero 7, il secondo con la maglia numero 8. Si gioca da 6 minuti e 40, sempre 0-0 tra Sant'Antioco e Sublanu. Un calcio di punizione nella metà campo del Sublanu per il Sant'Antioco con Lai con la maglia numero 5, il pallone in area di rigore che rimbalza dalle parti adesso del portiere Palumbo, il quale senza nessuna difficoltà serve subito il numero 10 Riccardo Valluzzi, il figlio del mister, avanza palla a piede, supera la linea mediana del campo e serve sulla sinistra per Melis. Ancora Melis si accentra, il tocco all'indietro per servire Mauro Corona, il lancio in avanti che però rivela un passaggio per il portiere Federico Cocco. Le panchine delle due squadre: il secondo portiere per il Sant'Antioco Fabrizio Matta, poi Mazzeo, Murroni, Pilloni, Steri, Melis e Cauli. Per quanto riguarda il Sublanu, Marcis, Alibba, Riccardo Serra, Mattana, Lecca, Schirru e poi Fanseco. Per quanto adesso la squadra del Sublanu verso sinistra prova a entrare in area di rigore e ci mette una pezza Marco Sinzu per mettere il pallone fuori in calcio d'angolo per la squadra di Sublanu. 12 minuti e 10, sempre 0-0. Corner dalla destra, battuto al centro dell'area di rigore, stacca e mette direttamente sul fondo il numero 8 Mauro Corona. Adesso la rimessa dal fondo per il portiere Federico Cocco, che prende una leggera rincorsa e poi con il sinistro recapita il pallone oltre la linea mediana del campo, poco oltre, stacca di testa la squadra del Sublanu. Poi il pallone ancora una volta fuori, rimessa con le mani in favore del Sant'Antioco da Mameli, il pallone per Pirosu, cross all'interno dell'area di rigore, all'altezza dell'area piccola esce il portiere Palumbo, il quale fa su il pallone. Adesso in fase difensiva Sini di testa per Sinzu con la maglia numero 8, all'altezza dell'out di sinistra il tocco per Meloni, maglia numero 10 per lui, poi servito Andrea Cocco, alza la testa in verticale, sbaglia questo appoggio per premiare, cercava di premiare Mileddu in verticale, però ha capito tutto la squadra del Sublanu e ha recuperato il pallone. Adesso sulla sinistra con Melis, avanza verso la linea di fondo, punta Mameli, ancora Melis, il tocco per il numero 11 Valdes, ancora il pallone fuori, rimessa con le mani in zona d'attacco, l'asso battuto alla Pillola, ancora il pallone fuori senza deviazione, ci attacca ancora con Meloni il Sant'Antioco, pallone che però viene bloccato dalla squadra ospite, allora è preda ancora del numero 8 Corona. Avanza la squadra di Selargius con il numero 10 Riccardo Valluzzi in verticale, il pallone verso destra, giocato ancora da Usai, il numero 9, adesso in possesso di palla, spalle alla porta, servito Corona, ancora il capitano Usai, subisce un pestone da un avversario e dunque nulla di fatto per il Sant'Antioco, costretto a subire questo calcio di punizione nella propria tre quarti campo. Intanto il Sant'Antioco in mezzo al campo con capitano Mileddu, si fa largo come al solito, il lancio in avanti per Cruccu, il suo controllo in destro fuori, occasionissima ancora al 30° per Cruccu, rigore per il Sant'Antioco, che è Mileddu dagli 11 metri, Mileddu contro Palumbo, rincorsa per Mileddu, il fischio dell'arbitro, batte Mileddu con il destro, la palla in rete, Mileddu, il vantaggio del Sant'Antioco, torna al gol, capitano Mileddu, 40°, Sant'Antioco 1, Sublanu 0 per la promozione, e qua la formazione del Sublanu, varca la linea mediana del campo il numero 10 Valluzzi, Riccardo Valluzzi ancora, poi è Pirosu che però recupera il pallone, commettendo però fallo, trattenendo vistosamente l'avversario e calcio di punizione in favore della squadra di Giorgio Valluzzi. A 43 più 45 secondi, sempre 1-0 per i Granata sul Sublanu in gol Mileddu dal dischetto al 40°. Seguiamo questa punizione in favore del Sublanu che andrà a batterla verosimilmente capitano Usai, vicino a lui c'è anche Mauro Corona con la maglia numero 7, vediamo chi dei due verosimilmente sarà proprio Usai, il capitano della squadra del Sublanu, va in effetti lui con il destro, il pallone a giro ma alto sopra la traversa.
Si riparte dall'1-0. Il calcio di punizione intanto per i Granata che vincono per 1-0. C'è un calcio d'angolo qua a Sant'Antioco per il Sant'Antioco con Meloni battuto. Adesso il colpo di testa ad opera di Lai, che non è nuovo in prese del genere, di testa il pallone direttamente fuori. Ora Meloni dall'angolo, il pallone messo in area di rigore, la testa dell'area piccola ha provato a staccare di testa Sini, è stato sorvolato dal pallone che adesso arriva addirittura alla testa mediana del campo, con Pirosu che ci mette una pezza evitando la ripartenza di fatto della squadra di Selargius. Ora l'attacco da parte degli uomini di Valluzzi con il numero 2 Federico Serra, il suo cross dalla linea di fondo e la presa del portiere Federico Cocco, il quale si accartoccia e attende il piazzamento dei compagni prima di servirli. 8 minuti e 20 nel nostro cronometro, è sempre 1-0 per i Granata. Il rigore per il Sant'Antioco, Mileddu il tiro, la rete, Michele Mileddu, e sono 2-0 per il Sant'Antioco sul Suplanu. Siamo all'11esimo, Michele Mileddu dal dischetto, Sant'Antioco 2, Suplanu 0, rimessa con le mani in zona d'attacco per i Granata. Nei minuti non collegati, episodio chiave forse della partita, espulso per doppia ammonizione Granizio con la maglia numero 6, un fallo nella tre quarti campo dei Granata, dunque secondo giallo per lui ed espulsione, e Suplanu in 10 uomini per tutta la parte restante della gara. Rimessa con le mani adesso per il Sant'Antioco con Marongiu, che però cede l'incombenza a Marco Sinzu, attento al piazzamento dei compagni, poi serve e prova perlomeno a servire Capitan Mileddu, anticipato questa volta nella tre quarti campo della formazione del Suplanu, e la rimessa con le mani sarà sempre per i Granata. Pallone ancora una volta che è stato messo fuori, e dunque Sinzu adesso che batte per Mileddu, autore di una doppietta dal dischetto, che torna oggi a giocare da titolare. Capitan Mileddu prova a proteggere molto bene il pallone, guadagna anche una rimessa con grande esperienza come al solito Mileddu. Allora la rimessa è sempre in zona d'attacco per i Granata, Meloni recapita il pallone in mezzo, di testa Pirosu, si è allungato in tuffo quasi il fuori quota di Masainas, e per poco non sorprendeva per la terza volta Palumbo. Attenzione adesso in fase difensiva dall'altra parte, si capovolta l'azione con Marongiu che alleggerisce di testa per il portiere Federico Cocco, il quale fa ribalzare il pallone a terra prima di servire i compagni. Sempre 2-0 al 19esimo tra Sant'Antioco e Suplanu, 19 minuti più 40 secondi, sempre 2-0, la rimessa con le mani in zona difensiva per Cristian Mameli. Batte adesso con le mani per Pirosu, il quale di testa prolunga per Mileddu, lungo l'out di destra. Mileddu, vediamo se mantiene il possesso del pallone, sì, vi riesce, no, anticipato questa volta dall'avversario, il pallone termina oltre la linea di fondo con l'ultimo tocco dei Granata, rimessa conseguente dal fondo per il portiere Palumbo. Ancora attacca la squadra del Suplanu verso destra in 10 uomini, lo ripetiamo, la squadra di Selargius. C'è un corner intanto per la formazione di Valluzzi, che in 10 uomini al 17esimo è stato espulso per doppia ammonizione Granizio. Adesso proprio manovra la squadra di Selargius, di tacco Federico Serra, inutile questa giocata per premiare il compagno che arrivava nel settore di destra. Ha recuperato il pallone Sant'Antioco, che ha subito anche il fallo. Allora calcio di punizione in favore dei Granata. Aspettiamo anche i minuti dei gol, 40esimo del primo tempo e 11esimo della ripresa. Arriva adesso il triplice fischio, il Sant'Antioco torna alla vittoria in casa contro il Suplanu. Decide Michele Mileddu, che saluta adesso il suo pubblico qua in tribuna, pubblico entusiasta ovviamente dopo questa prova di carattere e di grande determinazione per la squadra Granata, che torna, dicevamo, alla vittoria. Una sconfitta forse immeritata. È stata una partita di due squadre dove devono cercare di salvarsi, è stata una partita corretta, quello che posso dire, è stata una partita molto corretta, però ripeto, forse oggi abbiamo trovato un arbitro non in condizione ottimale. Per il futuro? Per il futuro continueremo ad allenarci, abbiamo 2 punti, il nostro primo obiettivo è quello di salvarci, continueremo a lavorare, poi il campo ci darà la risposta. Allora, Michele Mileddu ritorna in casa, in campo, dopo mesi di assenza per infortunio, e segna 2 gol. Una partita che poteva essere giocata meglio oppure no? No, io penso che i ragazzi hanno dato il massimo, hanno dato tutto dall'inizio alla fine e di più non posso chiedere. Cioè, con una giornata così, un caldo infernale, penso che hanno dato il massimo, il 100%. Quello che chiedo sempre io, di dare il massimo, il 100%. Altro non posso chiedere. Sono ragazzi
giovani che si impegnano, sono quasi tutti dal posto, e più di questo penso che non li posso avere, perché sono andati alla grande.